Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo dell'architetto Angelo Onorato. Ieri la procura ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto e le indagini proseguono, ma al momento è ancora quella del suicidio la pista più seguita. Gli inquirenti stanno ancora scavando sulle ore prima del decesso. Operazione della finanza Bagheria nel Palermitano, denunciati 2 imprenditori per bancarotta fraudolenta e uno anche per ricettazione di beni culturali. Nel mirino il sequestro di oltre 300.000 euro e una misura interdittiva di divieto di esercitare attività imprenditoriali. Arrestato un giovane a Trapani accusato di maltrattamenti, vittima una ventenne salvata dagli agenti giunti in casa della donna grazie alla segnalazione di un cittadino che nel cuore della notte ha udito il rumore di vetri infranti, oggetti in frantumi e urla di aiuto. Nuovo episodio di violenza negli ospedali di Palermo. Ieri mattina al pronto soccorso dell'ospedale civico un operatore sociosanitario è stato aggredito al volto dal marito di una paziente in condizioni critiche. E in chiusura Santa Croce Camerina riceverà un finanziamento di 3.500.000 euro per il progetto di ricostruzione delle spiagge di Caucana, Casuzza e Punta Secca. A darne notizia il sindaco Peppe Di Martino, che ieri a Palermo ha partecipato alla firma dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!